Il Massariol, mitico personaggio che fa parte della cultura veneta, delle tradizioni, delle leggende e il geganca del sfa Attila. Attila che era il re dei Uni, liberando che cosita la città venetica di Opitergium. Resta con me fino alla cura di questo video qua, mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Linguamare, canale Fasesto, marcatamente per i veneti, i brasiliani che ha origine veneta, un po' a sapere che sto qua è un canale fatto per tutti, per veneti, de là, per veneti di qua e avanti così. E prima di tutto non stai mia da smentagare di struccare il me piace, di iscriverti al canale e anche di impisare il campanile delle notifiche, perché se non ti impissi mia vuol dire che non ti si bondare sevar tutti i contenuti che vi fuori in onda qua da ora sopra il canale. Va bene, sta qua è una ricerca che ho fatto sopra il Massariol è un altro personaggio tipico qua della nostra cultura veneta e scominceremo anche a guardare un fiasettino in sopra sta roba qua sopra la storia del Massariol. Il Massariol è un fuin piccenin e che si sconde dentro dei boschi più fissi e che noi siamo facili di cattare drio la sanca piave te può anche ricercarla sopra il Google per sapere dove che è e in te vai in Trivea e co fa in te a Val Canzoi dove che erano mette piccenin che parea un fuin e che veniva chiamato Massariol. Massariol è il fuin veneto, era una creatura che si metteva su delle robe rosse, no? E come il capuse ato e sponta e aveva anche lunghi capelli rissi e barba e un mus fiap adesarissimo e che era un malignasso come la dice la leggenda, una sorta di spinte il cul per adoperare le parole che diceva la memare, spinte il cul. Il Massariol all'epoca viveva anche in te cuvole più scure che le era paese a sé e tasà che si teneva lontano da ogni contatto con l'uomo. La tradizione la che dice che quei che metti i piedi sopra le sopecche era forzai a farglielo la sguaita e perdersi per qualche dì in dei luoghi più rifusi intra Trevis e Beun. So quale è una roba interessante. Massariol è il che teneva per straordinario con un senso che fa piego raro e malgher, tanto che il che tendea le cavre, piegore e e che se catea sopra i monti. Così il che dea da mangiare alle bestie menandoghe a forraiare in dei campi e che tirandoghe su in mezzo alla natura. Un po' la piccinina creatura la che piace un pasto il terreno del piave, dove da ora la se sapere l'uso da polsar. Massariol e che voleva tanto quel terreno che era da ora in pie a difenderlo. E ve lo qua in sti di Opitergium che si chiama Oderso in tei di ancoi la sera deve essere minacciata dall'invasione dei Uni che era conducesti come che sappiamo dal barbaro Attila e il sfrasel di Dio come che io conosceva in quel tempo là. Defatti la ne dice la leggenda che Dio a prima notte del popolo di Attila in Tea Marca il piccenin Massariol inrabbia dalla presenza dell'Ori e il gapro ha de mandarle via di tutte le maniere che il sapeva far. Per prima roba che impissà il fuoco dei soldati suppiando sopra, facendo che bruciare le querte che i soldati aveva caro per proteggersi dal freddo, dopo il gar versare tutte le pignate che teneva le menestre e per finire il che tirà la barba di tutti. Orsù non le basta tutte queste trapeade e il segaccia passuso di ligar le cui e le crene dei cavalli e il sta cussita che de mattina gli uni i segaggi mi si fuori spaventai con quel che leseo corresto da notte, ma i sapeva anche che intra un fia i cavaria da pacare Opitergio e per cui i sega mettesto in comparea. Ma i soldati di Attila noi sapevamo che mai che se può tagliare via cosa che il Massariol e il gaunisto. E così dopo che libera i cavalli noi se buoni ad andare avanti perché le bestie le seitea a camminare a zig e zag.
sendo che mia buoni di spiegare cosa che le avevo corretto, i uni si scampai via subito e i gada sa Attila da sol e umilia. O Pitergium, sta leyenda qua, la si sta così salvata dal Massariol e da mo i fulini a mai rispettai in tutti i paesi dea San Capiave. Si dice che in te note dell'Evra Luna ancora si può vederlo a bordo di una satara rento il rivo e che il Massariol e il che dice alla gente che passa sani mi son il Massariol quel che il Gades fa Attila il frassel di Dio ma occhio che te ve in tai boschi della Marca Treviane perché un savio dito locale e il che dice stemmi a cascar rento te pecche del Massariol. Bom, pessoal, eu falei a maior parte desse vídeo aqui em Vêneto, justamente para trazer um pouco mais da língua vêneta aí para vocês. Foi a lenda do Massariol, assim como a gente conhece, né, em Vêneto, a pronúncia Massariol. Qualquer coisa você pode pesquisar mais sobre ele aqui. E eu falo aqui em português justamente para fazer o comunicado para vocês que esse sábado aqui, o próximo sábado, dia 8 de julho, nós vamos ter então, essa é a nossa Masterclass, o curso da História Territorial e Arquitetônica da Sereníssima, aí com o professor lá do Vêneto. Eu já te convido, enfim, para as pessoas que são de fora do curso, tem um preço, tá? A matrícula, mas é um preço simbólico, é um preço irrisório, é bem baixinho, tá, pessoal? Escreve lá para o meu e-mail, para o contato@lenguamare.com e faz parte também com a gente aí no dia 8, esse sábado aqui, a partir das 10 da manhã, ok? Te convido. Cosita, finimo il video anche parlando di Veneto. Ciao, Strucon.